Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, un saluto a tutti quelli che sono collegati e ci vedono in diretta. Sono qui con l'assessore Lazzarin, l'assessore Bottacin è su, che mi sostituisce temporaneamente nella videoconferenza che abbiamo in corso con il ministro Boccia. Siamo ancora alle fasi preliminari, quindi poi vado su perché dovrò anche intervenire su questo. Abbiamo 20.058 persone in isolamento. E di positivi ne abbiamo 10.824, sono un centinaio più di ieri. Dopo vediamo il bollettino ovviamente. Usiamo questi cartelli anche perché vengano memorizzati da chi ci sta ascoltando. I ricoverati sono 1.918, come vedete stanno calando, dei quali 324 in terapia intensiva. Abbiamo avuto un calo di 11 posti ieri e questa mattina 3 posti, insomma terapia intensiva ci sta dando belle soddisfazioni, nel senso positivo del termine. In questo momento abbiamo già circa 133.000 tamponi. Vi ricordo questo dato è già vecchio perché è il dato di un'ora fa e si stanno processando tamponi. Però vi ricordo anche che noi da martedì/mercoledì solo sulla macchina nuova che abbiamo comprato, siamo gli unici d'Italia ad averla, ne produciamo 9.000 all'azienda ospedaliera, più tutti gli altri, quindi consideriamo di arrivare a 15.000 minimo tamponi al giorno. I morti sono 563. Sto parlando di persone decedute in ospedale, 563, e i dimessi superano i ricoveri dal secondo giorno, 1121 dimessi in totale. I nati 95, sono i nati delle ultime 24 ore, sono 95 nati in Veneto. Come vedete i veneti continuano a fare figli. Allora, detto questo, prima considerazione, in questo momento abbiamo 11.000 decimali, insomma, oltre 11.000 cittadini ricoverati negli ospedali del Veneto, dei quali, come avete visto, 2.000 coronavirus. Perché vi dico questo dato? Vi dico questo dato per far capire che l'organizzazione che abbiamo dato al nostro modello sanitario, identificando i Covid Center, no? Gli ospedali per il coronavirus, cercando di identificare quindi i centri per le terapie intensive, investendo tantissimo anche sulla separazione dei flussi, ci permette di dire che anche oggi noi riusciamo a curare 9.000 persone che non c'entrano nulla con il coronavirus. Guardate, questa è stata la più grande sfida. Forse non se ne parla mai, in un contesto nel quale è cambiato il mondo. Vi do solo un dato: noi prima del coronavirus avevamo mediamente oltre 4.000 accessi al pronto soccorso al giorno, adesso siamo a 1.200 al giorno, 1.200, 1.300, dipende dalla giornata. E dall'altro vi dico che abbiamo sempre 2.000 persone in ospedale, 2.000 malati di coronavirus che hanno i letti o nelle terapie intensive che abbiamo rafforzato pesantemente. Noi abbiamo 1.600 letti di malattie infettive, abbiamo 1.600 letti di malattie infettive, o sono nelle nostre terapie intensive, dove ovviamente noi sapete che abbiamo allestito 825 posti, però è pur vero che abbiamo garantito ovviamente tutta l'operatività al non coronavirus, perché nelle terapie intensive abbiamo un sacco di pazienti non coronavirus, gli ictus, gli operati, gli oncologici, insomma tutta una serie di categorie, gli incidenti stradali e quant'altro, i trapiantati. Però 2.000 persone ce le abbiamo. Le 325, come avete visto, in terapia intensiva, che sono la grande preoccupazione. Ve l'ho detto la scorsa settimana, ricordo che l'ho iniziato a dirlo venerdì, questa sarebbe stata la settimana cruciale, e lo è. Lo è perché questa settimana sta indicando una direzione, che è quella di un lento recupero, il che non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, il che vuol dire che dobbiamo continuare a investire su questo lento recupero,
che dobbiamo ringraziare i veneti perché sono stati la vera medicina per il coronavirus. Guardate, c'è uno studio di Google che dice che i più virtuosi a livello nazionale sono stati i veneti nel rispettare le restrizioni, in virtù del traffico proprio. Fra l'altro questo modello ce l'abbiamo anche noi, basato sulle celle telefoniche, quindi non sul singolo individuo ma sui tracciati, e ci dice che noi abbiamo dimezzato i flussi in strada, quindi in auto piuttosto che a piedi, dei telefonini. Vuol dire che abbiamo da 5 milioni di transiti al giorno, 5 milioni e 2, siamo andati alla metà. Questo è un altro dato importante. I veneti sono stati eccezionali, non smetterò mai di ringraziarli, perché questo, se oggi si parla tanto di Veneto, è perché si è fatto un grande lavoro di squadra, a iniziare da operatori della sanità che sono straordinari, ma non prescindendo dal fatto che i veneti hanno saputo rispettare le restrizioni. Ci aspetta una settimana, diciamo, che sarà determinante la prossima. Voi avete visto che ieri ho firmato l'ordinanza con le restrizioni, si confermano le restrizioni di base che avevamo già programmato per la passata ordinanza, che sono quelle dei 200 metri massimo per l'uscita di casa. Anche qui vorrei spiegare che noi prevediamo che si possa uscire di casa per camminare, passeggiare, fare una corsetta, ma nel raggio, vi sottolineo un raggio, di 200 metri. Il che vuol dire che se uno ha la fortuna di avere davanti a casa una strada tortuosa che in 200 metri sviluppa 10 km, li può fare tutti, ma non deve allontanarsi oltre i 200 metri. Lo dico anche per i verbali, perché alcuni verbali non hanno interpretato bene la scorsa ordinanza, quindi l'abbiamo chiarita. Abbiamo dato la possibilità di fare ulteriori attività, ma anche ulteriori restrizioni. Chi è che sta parlando? Ah, scusa, non capivo chi parlava. Ma lo avete tutti i giorni, mi pare. Dicevo, vi ricordo che i supermercati, secondo il DPCM, i cittadini possono uscire di casa. Partiamo da questo presupposto, perché molti ci stanno scrivendo in queste ore. Secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i cittadini possono uscire di casa per comprarsi derrate alimentari, e quindi troveranno necessariamente aperti i punti vendita di derrate alimentari, per andare in farmacia o per motivi inderogabili, che possono essere solo una visita in ospedale o qualcosa di inderogabile, no? Un parente che si è sentito male, lo stanno ricoverando, insomma, ste robe inderogabili. Quindi vorrei rispondere a quelli che ci dicono: ma io volevo andare a comprarmi le piantine al garden del vivaio. Non è un motivo inderogabile. È vero che c'è un'incongruenza, perché il garden era aperto secondo il DPCM, ma è altrettanto vero che lo stesso DPCM diceva che il negozio del vivaio non era un motivo inderogabile per uscire di casa. Allora, noi abbiamo dato assolutamente la possibilità ai vivaisti di fare tutto quello che fanno comunemente, tranne che ovviamente aprire il garden, aprire il negozio che hanno all'interno della loro azienda. Però possono fare le consegne a domicilio, possono fare la manutenzione del verde e possono fare tutta quella serie di attività, compresa la vendita. Questo lo vogliamo chiarire. Abbiamo fatto anche una direttiva ieri sera, ho fatto fare una circolare ieri sera, compresa la vendita ai grandi punti vendita che sono i supermercati. Cioè nei supermercati c'è un angolo verde, e siccome c'è l'angolo verde, come vale per la cancelleria, e siccome i supermercati sono comunque aperti perché vendono alimentari, se questi sono già attrezzati con l'angolo verde per vendere le orchidee o la piantina di fiori o il mazzo di fiori piuttosto che la cancelleria, hanno la possibilità di vendere queste attività. Faremo un'altra ordinanza in queste ore per chiarire un paio di cose, ovvero chiarire che, 2 punti, se ci sono altre attività che sono aperte per legge, penso i tabacchini, no? Cioè, coloro che vendono tabacchi e hanno un angolo nel quale storicamente vendevano cancelleria, possono venderla. Questa non è un'angheria contro le cartolerie, questa è una partita che si chiude questa settimana e poi fine. Però è pur vero che un sacco di ragazzi che mi scrivono che hanno bisogno di materiale e non trovano più nessuno che glielo vende, perché poi, a meno che non lo ordinino online.
E dall'altro lato è chiara che rispetto al verde, la manutenzione del verde, si vuole chiarire fino in fondo che il verde per noi è verde pubblico, è verde privato, secondo anche poi il buon senso, e tutto quello che sono i campeggi, quindi l'attività di messa a punto di quello che speriamo possa diventare una stagione turistica di recupero per i nostri operatori. Ieri sera ho avuto la videoconferenza col Presidente del Consiglio da Palazzo Chigi. Si è parlato di molti temi. Vi dico che rispetto alla riapertura è bene che io vi dica e ricordi i cittadini che mi stanno seguendo che il tema chiusura e apertura delle aziende compete al governo, nel senso che non è una competenza regionale. Lo dico perché molte imprese giustamente ci stanno scrivendo e alcune sono convinte che dipenda da un'ordinanza regionale. No, e purtroppo no. Dall'altro sono estremamente convinto che la riapertura sia assolutamente necessaria, bisogna ripartire, però deve essere validata dal mondo scientifico. Cioè non possiamo permetterci rebound o casi di ricaduta, perché sarebbero letali per la nostra economia e per la comunità, oltre che per la salute dei cittadini. E molte imprese sono in difficoltà, penso al settore moda, dove il Veneto è ben rappresentato, perché mi dicono che se non riescono a ripartire nel breve perdono la collezione invernale e quelle saranno posizioni occupate ovviamente da cinesi o da altri competitors a livello internazionale. In generale ho chiesto e ho dato disponibilità al Presidente del Consiglio, innanzitutto ho confermato che noi stiamo redigendo un piano per la riapertura, però è pur vero che siccome la riapertura deve essere nazionale, il piano noi lo mettiamo ad utile contributo di quello che sarà un piano nazionale che magari valuterà, che so, le fasce di età piuttosto che, ma vi dico degli aspetti che si dovranno necessariamente valutare, piuttosto che il tema del numero di lavoratori, dispositivi da avere in azienda e altri particolari accorgimenti. A questo si aggiunge il test sierologico e i test in generale, che sono cosa del mondo scientifico. Non tirateci dentro in questo dibattito che a volte noi consideriamo lunare, dove scienziati dissentono da dichiarazioni di altri scienziati, e che uno dice se lo vedo con la siringa in mano mi domando se mi fa male o mi fa bene a quel punto, no? Mettetevi nei panni di noi cittadini che assistiamo a questo dibattito. La verità è che se ci sono procedure che vengono validate dal mondo scientifico, noi siamo pronti ad applicarle alla riapertura. Questo è poco ma sicuro. A me non sembra una suggestione il tema di dire che se uno ha gli anticorpi e vengono trovati con il prelievo del sangue e l'analisi serologica possa avere la patente di immunizzato. C'è chi, illustri virologi, credono a questa partita ed è giusto che lavorino, perché se possiamo far transitare anche l'idea dell'immunizzazione certificata vuol dire che abbiamo messo un tassello in più al nostro mosaico. Lo dico perché poi capita spesso che i vostri colleghi ci chiedono ma lei come si schiera? Noi ci siamo sempre al centro, perché noi funziona così in Italia: se le cose vanno bene è merito del mondo della scienza, se le cose vanno male è colpo della politica. Allora stavolta vorremmo che ce la vedessero tra di loro, no? Scusatemi, visto e considerato che stiamo leggendo tutto e il contrario di tutto. Noi siamo quelli che sono stati criticati per i tamponi, ricordatevi sempre questo. Noi al terzo giorno dal primo contagio avevamo già fatto 4.000 tamponi e ci hanno detto che era irrispettoso delle linee guida, era inutile. Abbiamo visto quanto inutile è stato. E quindi chiariremo ancora con una postilla accessoria di ordinanza questi aspetti che vi ho detto. Voglio riconfermare che noi non abbiamo chiuso, anche per un fatto di rispetto di servizio, non abbiamo chiuso i mercati a cielo aperto, definiamoli all'aperto, no? Ma bensì abbiamo detto che per tenerli aperti bisogna rispettare alcune regole, che sono quelle della perimetrazione, che sono quelle del regimentare l'accesso e l'uscita da questi mercati, e sono quelle minimali delle norme igieniche, come abbiamo previsto che per i punti vendita di alimentari ci sia l'obbligo della mascherina e i guanti. Qualcuno dice ma non si trovano mascherine e non si trovano guanti.
Per quanto riguarda le mascherine non trovate, abbiamo scritto anche che comunque va coperto naso e bocca, con un foulard o qualcosa. Per quanto riguarda i guanti, se uno non li trova e riesce a documentare che non ci sono sul mercato, di certo non ci sarà il taglio delle mani, come vi ho detto. Cioè, penso che è il mio appello che faccio alle forze di polizia, a tutti coloro che controlleranno. È ovvio che siamo in emergenza e ci vuole il buon senso dell'emergenza. Non siamo davanti a un autovelox che stabilisce che a 131 ti arriva la foto con la multa. Siamo davanti, anche quello è tarato per un 10% di scarto. Quindi cerchiamo di non fare, come si dice, di avere troppi eccessi di zelo e di capire che se trovi un cittadino, magari un anziano, che non è riuscito a trovarsi i guanti, faremo in modo, casomai lo dico ai comuni, di far trovare la mucchina o i gel disinfettanti in maniera tale che ci sia quantomeno un minimo di disinfezione. Perché siamo preoccupati? Perché il mondo scientifico ci ricorda, a parte il discorso della diffusione per via aerea del virus, no? Che questo è un dato di fatto, perché il vaporacqueo che emettiamo lo potrebbe veicolare o potrebbe contagiarci, ma dall'altro si dice che il contagiante che ha le mani impregnate di virus perché se l'è messo in bocca o nel naso, quello che è accaduto, se tocca il pacco di pasta poi non se lo porta via ma lo ripone lì, comunque su quel supporto per un po' di ore o qualche giorno il virus c'è. Quindi l'utilizzo dei guanti è fondamentale. Si parte dal presupposto che uno non si mette le mani in bocca se sui guanti, tanto per capirci. Se poi uno si succhia le dita con i guanti, allora siamo fregati. Però fa sorridere, però è meglio sempre dirle queste robe, perché guardando le email si vede di tutto. Un ringraziamento ancora, voi dite sto qua è ossessionato, no, non sono ossessionato, però voglio ringraziare i ragazzi, come faccio spesso, perché i giovani hanno dimostrato di essere stati molto più rispettosi e civili di qualcun altro in questa partita. Se qui c'è una sfida e un giorno qualcuno scriverà la storia di questa emergenza, scriverà che i nipoti hanno salvato la vita ai nonni, perché i nostri ragazzi sono rinchiusi in casa ormai da 20 giorni e se quando andate via da qui buttate un occhio per strada, posso dirlo, vedete sicuramente qualche pensionato, ma ragazzi non ne vedete in giro e questo va riconosciuto in un paese nel quale si tende sempre a denigrare il mondo dei giovani. Avete domande? Volevo chiedere una cosa rispetto alla conferenza con Conte ieri, ci sono dei governatori del nord che hanno detto non ci ascoltate abbastanza, anche lei ha detto questo rispetto alle... Ma guarda, io non sono uno che cerca la rissa, no, cioè io semplicemente ieri sera ho ricordato la partita dell'autonomia dicendo che non trovo corretto che ci sia qualcuno, anzi invitato il governo a chiarire, ma il Presidente Conte è stato chiaro, ha detto che non è un obiettivo del governo, l'ha detto, casomai chiedetelo a lui se conferma, che di mettere in discussione le deleghe della sanità. Peraltro noi abbiamo sempre detto che se la giustificazione è una sanità che funziona così, ci giustifica la centralizzazione della sanità, io parto dal presupposto che in Veneto funziona e quindi vuol dire che tu sei per l'equa divisione del malessere. Invece un governo che ha un obiettivo serio sarebbe per l'equa divisione del benessere, quindi va da quelli che non sanno gestire la sanità e dice guarda che lì c'è chi le fa meglio di te, spiegami perché non riesci a farlo. Primo, secondo aspetto lo trovo imprudente questa uscita. Terzo aspetto, imprudente e posso dire anche con tempismo da elefanti in cristalleria in questo momento parlare di questi temi. Terzo aspetto, che se proprio vogliono andare al vedo, c'è qualcuno che vuole andare al vedo, noi un referendum l'abbiamo già fatto il 22 ottobre 2017, siamo pronti subito a farne un altro, spererei proprio di no, anche sul fatto di chiedere ai veneti se vogliono essere curati da Roma o dal Veneto e poi vediamo come va a finire questa partita. Se non gli è bastato un referendum gliene faremo un altro, però guardate è insolente pensare che ci sia qualcuno che dice che bisogna togliere la sanità al Veneto per darla a Roma, a me viene da ridere. Altro? Presidente, le posso chiedere, buongiorno, i fioristi possono lavorare facendo quindi le consegne a domicilio? Sì, la consegna a domicilio assolutamente sì, la consegna a domicilio non è vietata. Il tema è che le fiorerie devono restare chiuse, come i vivaisti, se hanno il negozio di rivendita al loro interno, devono restare chiusi col negozio. Grazie. Prego. Presidente, se posso due questioni, buongiorno. La prima
Ma guarda, mi fermo un po' più in là, nel senso che noi abbiamo detto che assolutamente siamo disponibili a portare anche il nostro contributo, visto che noi il piano lo abbiamo quasi ultimato. Io ho sostenuto, e peraltro è stata una posizione esternata anche da altri, anche da se non ricordo male Zingaretti e forse Emiliano, insomma sono convinto che questo piano deve essere con serenità affrontato assieme alle parti sociali e al mondo datoriale, perché comunque loro sono gli attori di questo piano. Sono convinto che prevederà una gradualità, non ti so dire, ma immagino che si possa valutare anche che sia regionale questa gradualità, immagino, perché pensare pronti via, c'è chi è più predisposto, chi è meno predisposto, ma al di sopra di questo che sia chiaro, e tutti su questo conveniamo, che ci sia una legittimazione scientifica di messa in sicurezza dell'operazione, perché purtroppo le notizie che ci arrivano da Hong Kong piuttosto che da Wuhan adesso sono notizie di recrudescenze. Fermo restando che se mi chiedete tu per cosa tifi, tifo per la riapertura, ma è poco ma sicuro. Sinceramente mi viene il panico pensare, anzi l'angoscia, pensare che ci sia la necessità di fermare un'altra ordinanza dal 13. Peraltro l'altro aspetto che mi sono dimenticato, con la subordinanza o linee guida, oltre a chiarire sta roba, a questo punto la metto anche delle fiorerie per l'asporto, chiariremo anche il fatto, ve lo dico già, che Pasquetta per noi, anzi per me che firmo l'ordinanza, è chiusa. Perché c'è un vulnus nella mia ordinanza, non ci abbiamo pensato, prorogando la vecchia ordinanza, noi diciamo chiusi i supermercati la domenica. Non abbiamo pensato che il lunedì di Pasqua è una domenica. Quindi lo dico, uomini avvisati, mezzi salvati, lo dico agli imprenditori e agli operatori, sappiate che vi arriverà anche questa chiarificazione, per cui che poi non diciate mi hanno avvisato troppo tardi. Sì, scusi, se posso, c'era Maria forse ancora. No, prego. No, io volevo chiedere questo. La lista, a proposito di scienziati, è stata pubblicata dei dati su tassi di mortalità che dimostrano come nel 2020 non nelle grandi città, ma nei piccoli paesi siano dei decessi decisamente superiori rispetto al 2019. Ecco, su questi dati poi c'è stato chi magari ne ha dato un'interpretazione politica di un certo tipo. Cosa risulta a lei con precisione? Perché No, guardate, rispetto a noi, guardate, io posso solo dirvi questo, poi l'assessore vi parla un po' di case di riposo e anche di mortalità, che le mortalità noi le certifichiamo, poi lei vi spiegherà, cioè non è che le certifichiamo Luca Zaia o Emanuela Lanzarini, le certificano i sanitari secondo i parametri prestabiliti, ovviamente. Però vorrei anche dire una roba, io ho solo un dato, so che oggi ho 2000 letti occupati da persone malate di coronavirus e ho 325 terapie intensive. Allora, se uno vuole negare l'evidenza, andiamo avanti all'infinito a dire che il coronavirus non esiste. Però la verità è che io avrei, in teoria, 2000 letti occupati da altri pazienti se non avessi il coronavirus. Cioè, 2000 letti, avete un'idea di quanti sono? Pensate a un albergo, quanti alberghi sono 2000 letti? Tanti, mediamente cosa? 300, fatene uno di grande, 300 camere, medio, grande, 3, 6, 9, 12, 18, cioè arrivate a 6 alberghi pieni. Cioè, negare l'evidenza direi che è un po' troppo. Io ho qualche cittadino che mi scrive: ma voi avete fatto tutto sto casino? No, noi non abbiamo fatto nessun casino, noi teniamo la vita dei cittadini e chiedo a chi scrive queste monate, chiedo che abbia almeno rispetto anche per il tema anziani, perché non posso vedere qualcuno che scrive ancora ma tanto stiamo parlando di gente anziana. Ma cosa vuol dire? Sono quelli che ti hanno permesso di crescere, vivere, mangiare, studiare e avere questo Veneto, e ci vuole più rispetto, non meno rispetto. Presidente, ci scrivono diversi, a noi sono arrivate diverse lamentele da parte di titolari di cartolerie che vivono con un'ingiustizia il fatto che questi articoli si possano vendere nei supermercati mentre loro sono costretti a... Ma guardi, loro hanno ragione rispetto al tema dell'ingiustizia, però il tema vero è che il DPCM, che giustamente regola al minimo l'apertura alle attività essenziali, quindi dice si aprono solo coloro che vendono, il DPCM dice farmacie, edicole, parafarmacie e sostanzialmente, ma ve la faccio molto breve,
e negozi che vendono derrate alimentari. Quindi delle due l'una, o continuiamo, e questa è la scelta che ho fatto io, o continuiamo a entrare nel supermercato e vedere la parte della cancelleria con barrata con scritto non si può vendere sta merce e non dare servizio ai cittadini, oppure dire visto che ce l'avete vendetela. Adesso questo sta accadendo con la mia ordinanza di ieri e durerà una settimana. Non penso che faremo il disastro per una settimana di opportunità per chi va al supermercato di comprarsi il quaderno a quadretti. Cioè, se dicessimo che per un anno le cartolerie non vendono al supermercato è un'altra roba. Stiamo parlando di una settimana. Stiamo parlando di una settimana. Ma li capisco, cioè non è che li critico, li capisco. Cioè io avrei il loro stesso pensiero. Ma comunque voglio ricordare che se avessero loro avuto l'apertura dal DPCM vuol dire che li avrebbero considerati attività essenziale e quindi da frequentare. Per dire, a noi è arrivata una lettera, giustamente, dice io sono una tabaccheria, c'ho l'angolo cartoleria, non capisco perché il supermercato può vendere, io no. Io penso che sia giusto che venda perché lui comunque è aperto come tabaccheria. Poi siamo d'accordo o no sull'apertura delle tabaccherie, si apre un altro bel convegno in questo paese, però io prendo atto di quello che c'è scritto nel DPCM, non sono scelte mie. Ciao. Ma ne ho detto anche ieri sera in videoconferenza a Conte, cioè il tema della riapertura è direttamente, cioè, e anche l'ansia e l'angoscia, giustamente, che hanno le nostre imprese, è direttamente proporzionale alla qualità degli interventi che si possono fare sul mercato. Cioè, se il tema è che la riapertura per noi significa trovarci alle piastre di partenza, ai blocchi di partenza, con la Germania che si presenta in perfetta forma fisica, tonica, con 550 miliardi erogati alle imprese. Ieri parlavo a un imprenditore di Monaco e dice io già in conto corrente mi è già arrivato dal governo 30.000 euro. Perché vanno in base ai dipendenti, no? Da 1 a 5 sono 9.000 euro e così via. Cioè voi capite che è difficile fare concorrenza al mondo con un partner che ti ha a fianco europeo che ha investito 550 miliardi. Quindi l'Europa deve assolutamente decidere se vuole esistere o se vuole morire del tutto. Cioè, capite che se l'Europa manca nella più grande emergenza della storia dell'Europa, perché questa è, da quando è nata l'Europa, questa è la più grande emergenza, è più grande anche di Lehman Brothers e della crisi del 2008. Se l'Europa non c'è qui, se uno si domanda cosa serve l'Europa, e ve lo dice un europeista, cioè se montate queste mie dichiarazioni sappiate che io non sono contro la dimensione europea, ma così non funziona. Possiamo dare un po' di spazio ai quotidiani, poi ritorniamo in sala. Parlo? Sì? Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo solamente fare una richiesta. Prego. No. Dica. Che si è fermato un attimo. Prego. E fa una richiesta per i tamponi. Sì. Allora, purtroppo uno che fa un tampone oggi, il risultato ce l'ha dopo 16-24 giorni. No, 16-24 giorni? No. Allora, mia figlia Quando l'ha fatto sua figlia? il 21 di marzo. E ancora non ha un Non risultato. ha ancora nessun E chi è che l'ha fatto il tampone a sua figlia? sono venuti quelli all'ospedale, ma ce ne sono tantissimi altri. La dottoressa mi sta parlando che la controlla ogni volta, la chiamo, anche poveraccia, e addirittura ha pazienti che sono 24 giorni che devono ancora attendere. Guardi, facciamo così, siccome lei l'ha detto davanti ai giornali, dopo ci dà il nome di sua figlia e noi anche in tempo reale, se lei glielo dà un attimo a qualcuno, facciamo una verifica in tempo reale di che fine ha fatto sto tampone, cosa vuole che le dica, ma che si dica che si aspettano un mese per un tampone. Però se ci sono diversi... No, ma io capisco, guardi, cioè dire ci sono diversi casi bisogna che mi porti i nomi, perché se no cioè, io non posso fare le verifiche su ci sono diversi casi. Però guardi, sui tamponi, ne approfitto del signore che fa la domanda, sui tamponi abbiamo un paio di problemi. La processazione, cioè noi abbiamo tamponi accumulati, ad esempio a Padova per 9.000 tamponi fermi, e i reagenti. Sta macchina che mettiamo in moto martedì, mercoledì ne fa 9.000 al giorno e questo dovrebbe già sistemarsi. I reagenti non si trovano più. Quindi abbiamo fatto il tampone, va in laboratorio e sta lì in parcheggio.
le direttive ci dicono che dobbiamo fare, che la diagnosi si fa con il tampone. Voi sapete che nel piano di sanità pubblica adesso abbiamo inserito i 5 giorni, ma il piano di sanità pubblica è in vigore da 3 giorni, 4 giorni. Però mi spiace questo fatto, quindi guardi, la verifichiamo subito. Se abbiamo il nome noi la verifichiamo. Grazie. Ma grazie a lei, però siccome stiamo qua ancora 2 minuti, resti fermo anche lei, scriva il nome che adesso vediamo di recuperare. Guardi, c'è Federico lì, no, si arrangia Federico, chiama subito. Bene. E poi ci metta per favore però anche il nome del suo medico di base, perché c'è anche il medico di base, quindi se le ha detto che accade per tutti così, chiederemo quali sono tutti. Prego. Questa macchina entrerà in funzione a Padova, è quella Sì, dell'Olanda? sì, l'abbiamo comprata, è la famosa macchina olandese che è stata montata in questa settimana ed è l'unica in Italia. Allora, Padova, azienda ospedaliera. Poi volevo dire un'altra cosa. Vai, ormai che ci sei. Facciamo un giro dei quotidiani. Allora, qui c'è uno anonimo, non riesco a definire chi sia, comunque la domanda, è ancora aperto il contenzioso con la Consip sui ricevimenti dei materiali da Roma? No, noi non abbiamo contenziosi. Fra l'altro io ringrazio, fra l'altro ho anche la lista, dopo ve la do, per Consip, e io ringrazio l'amministratore delegato Cannarsa, che conosco, perché da loro abbiamo avuto, adesso se non ricordo male, vi do il dato dopo, forse 150 ventilatori, e vi do il dato esatto anche per intensiva e subintensiva, e con noi in Consip ha fatto assolutamente un buon lavoro, i ventilatori sono arrivati e speriamo che Consip ce ne mandi ancora, insomma, cioè noi stiamo allestendo strutture e penso che questo sia assolutamente positivo. Se vi interessa, lo dico alle televisioni, potremmo organizzarvi, che so, uno Schiavonia, adesso vedo di capire, ma io non vorrei dirne una cazzata, e di farvi entrare, ma per farvi vedere un'ala allestita con le camere a pressione controllata, quindi vedete cosa siamo pronti a fare. Quindi magari se c'è un reparto, quello che ho già visto allestito, che è senza pazienti, magari fate vedere, praticamente avete dei letti che sono all'interno di una cella stagna che mette in sicurezza il paziente e riusciamo a controllare anche l'atmosfera e tutto. È una roba strepitosa, quindi veramente vi invito, se potete, magari organizziamo un'entrata per tutti, e a Schiavonia ci sono, oppure a Sant'Orso da altre parti, ma a Schiavonia li ho visti ieri in foto, sono veramente belle.